Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali, non solo, andremo anche sui siti, sono due i temi fondamentali, uno quello delle guerre, lo è già dagli ultimi mesi, per non dire anni, con tutto quello che sta succedendo in Russia, ma soprattutto la situazione legata a Iran e Stati Uniti, con alcuni aggiornamenti anche delle ore della mattina di oggi. E poi la questione legata all'energia, con la deroga al patto di stabilità stabilita dalla Commissione europea per l'Italia, con la possibilità di agire sugli investimenti green con una somma pari a circa 14 miliardi. Partiamo dalla situazione legata alle guerre, perché c'è qualche novità che arriva, lo leggiamo, dal sito dell'ANSA, perché la Camera degli Stati Uniti ha ordinato il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto. Ricordiamo che Trump sostiene di essere molto vicino ad un accordo con Teheran, cosa non sostenuta invece dall'Iran. La risoluzione adottata con 4 membri dei repubblicani che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica e deve passare al Senato. Qual è l'altra notizia che coinvolge la guerra in Medio Oriente? È questa che vedete in questo articolo: Israele e Libano, accordo sulla tregua e zone sicurezza che escludono Hezbollah, 9 i morti nei raid IDF a Gaza City, 4 sono bambini, aerei contro complessi residenziali, con Al Jazeera che dice non c'è stato alcun preavviso. Il punto è che la tregua fra Israele e Libano diventa una condizione, secondo Teheran, per arrivare alla tregua fra Stati Uniti e Iran in questo delicato intreccio che riguarda le guerre. Lasciamo questo argomento, lo ritroveremo anche nelle pagine dei quotidiani. Andiamo proprio sulle pagine dei quotidiani per parlare invece dell'altro argomento più importante della giornata di ieri e dunque che ritroviamo sulle pagine dei quotidiani nazionali, quello dell'energia. Allora, il titolo... Questo è il titolo del Corriere della Sera: energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Perché non è tutto oro quello che luccica, nel senso che l'Italia ottiene questa flessibilità, ma chiaramente a patto di realizzare tante cose che non ha realizzato negli ultimi anni. Intanto raid iraniano in Kuwait con un morto, Trump che dice ho detto pazzo a Netanyahu. Poi l'altra situazione, quella di cui fino ad ora non abbiamo parlato, che è quella in Ucraina, in questo caso in Russia, perché l'immagine che vedete è quella di San Pietroburgo, dei palazzi meravigliosi di San Pietroburgo, con una colonna di fumo alta e densa alle spalle, è l'attacco dell'Ucraina nei confronti della Russia, proprio nella città dello zar, cioè San Pietroburgo. Quali sono le altre notizie che troviamo, che sono le notizie principali della giornata di ieri? Quella sullo sport, con un italiano che sarà in finale a Roland Garros, perché ci sono 2 italiani che si contenderanno il posto proprio per la finale nel penultimo atto del più importante torneo sulla terra rossa. Sono Ansaldi, che vedete a sinistra, scusate, e Cobolli, Arnaldi, scusate, che vedete a sinistra, e Cobolli che vedete a destra. Sono i 2 tennisti che dovranno contendersi questo posto in finale. Fuori Berrettini, che ha perso proprio con Arnaldi in una partita in cui si è dovuto ritirare per problemi fisici. E poi l'altra notizia di ieri è questa, sulla grazia che non va rivista per Minetti, e lei ora chiede i danni. Queste sono le notizie principali che trovate sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Restando sulla notizia dell'energia, vi ho detto che chiaramente traspare in ogni singolo quotidiano e diventa per tanti quotidiani un'apertura, ma con connotazioni diverse. Guardate ad esempio cosa scrive il Giornale, che parla di soldi per l'energia. Vince l'Italia, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, con Meloni che parla di un'Italia che indica la strada sotto questo punto di vista. Intanto nuovo no all'ipotesi del gas russo. Ma ci sono altri punti di vista. Vi dicevo,
non è tutto oro quel che luccica, poi chiaramente farete anche voi le vostre considerazioni su quello che scrivono i vari giornali, ma questo è il titolo del manifesto sulla stessa notizia. Bocciati e contenti. La Commissione europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima. Primi per debito, ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi. Ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. In queste ultime righe del manifesto c'è anche il contenuto di quello che questa notizia di come questa notizia va a toccare le tasche degli italiani. In questo momento in nessun modo, nemmeno con un vantaggio per quanto riguarda le decisioni dell'Unione Europea, perché sottintendono l'impossibilità appunto di applicare ad esempio un nuovo taglio alle accise per quanto riguarda il prezzo dei carburanti. Cosa sta studiando allora il governo? Lo vediamo attraverso il Messaggero, che apre con questo titolo. È un voucher energia da 100 euro. Nel Consiglio dei Ministri di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Sì di Bruxelles alla flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare appunto per investimenti nelle rinnovabili, ma non, questo lo sottolineiamo 2 o 3 volte, non per i tagli alle accise, per cui sull'aspetto legato ai carburanti dobbiamo attenderci, chiaramente poi dipenderà anche dalla guerra, degli ulteriori aumenti e poi ancora la soddisfazione di Meloni, indichiamo noi la strada. Queste alcune aperture dei quotidiani nazionali sull'aspetto economico legato appunto all'energia, ma ci sono altri quotidiani che invece decidono di aprire con ciò che è successo in Ucraina e in Russia soprattutto. Guardate La Stampa con questo titolo: la vendetta di Zelensky, colpita San Pietroburgo, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un autobus civile con 8 vittime. Intanto in Iran, trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti, è quello che vi dicevamo in precedenza, con la volontà da parte del leader degli Stati Uniti di arrivare ad una pace, ad una soluzione. Intanto qui si parla sempre sulla Stampa di generazione azzurra, ci si concentra su Cobolli in semifinale a Roland Garros e su Pio Esposito, attaccante dell'Italia, della giovanissima Italia di Baldini, che ieri ha vinto con il Lussemburgo proprio con un gol dell'attaccante dell'Inter, un po' gli stessi gesti di entrambi per sottolineare la loro forza. Ma restiamo appunto a ciò che è successo invece in Russia e Ucraina, perché abbiamo visto appunto ci sono alcuni quotidiani come La Stampa che aprono con questo tema, un tema che comunque troviamo in tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali, così come troviamo la notizia di ciò che è successo per quanto riguarda il caso Minetti. Qui siamo ad esempio su Libero, il finto scoop sul caso Minetti, questo è il titolo, con le toghe che affondano Travaglio, la procura di Milano che conferma il parere positivo sulla Grazia Nicole, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al Fatto Quotidiano di 250 milioni. Anche in questo caso le aperture sono tante, anche le considerazioni che troviamo regate a questa notizia, come ad esempio quella, ed era inevitabile che ci fosse, del Fatto Quotidiano da cui è partito tutto. Questo è il titolo che troviamo. Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. Attacco al fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi alla procura. Bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Fatto Quotidiano, abbiamo visto Libero, ma non sono gli unici due a aprire con questa notizia, perché c'è l'Unità,
che parla di la grazia a Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, la Procura di Milano smantella l'inchiesta del fatto, e questo è il titolo dell'Unità, e poi il Riformista che titola così sull'immagine di Minetti: il fatto non sussiste, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti, l'errore fatto dal quotidiano ha tratto in inganno anche il Colle, ora chi chiederà scusa? Questo è l'interrogativo che si legge sul Riformista. Però avete visto appunto che sono tanti i quotidiani che dedicano spazio a questa notizia, che diventa una delle tante notizie più importanti della giornata di ieri, insieme appunto a quelle sull'energia e sulla guerra, che raccolgono chiaramente i maggiori titoli. Altri due quotidiani vi facciamo vedere, altre due prime pagine, perché l'apertura è invece dedicata ai braccianti. Tante aggressioni nei loro confronti, qualcuno è rimasto anche vittima, non in Sicilia ma ad esempio in Calabria, dunque ci si domanda da dove si può arginare questi problemi e queste difficoltà di queste persone che vengono tartassate e vengono aggredite. Allora su Avvenire troviamo questo titolo: gli ultimissimi, la strage dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, qui siamo in Calabria, rilancia l'allarme caporalato, oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider. In un anno i casi, dice Avvenire, sono 1249 e segnalano un aumento rispetto all'anno scorso del 50%. Anche Il Giorno apre con le notizie legate a quella che definisce la nuova schiavitù, i nuovi schiavi, viaggio tra i nuovi schiavi, braccianti per 3 euro l'ora, reportage da parte del quotidiano: nella piana di Sibari l'intreccio fra caporali e aziende agricole, la tratta di uomini sotto protezione, i sopravvissuti alla strage di Altomonte, con le parole di Meloni che dice: sono sconvolta, bisogna fare piena luce. Noi ci fermiamo per la prima parte della nostra rassegna stampa, ritorniamo fra pochissimo con la rassegna stampa dei quotidiani locali, partendo dal nostro sito siciliaweb.it. A fra poco. Eccoci alla seconda parte della nostra rassegna stampa, con in primo piano i quotidiani locali, partendo dal nostro sito siciliaweb.it, dalla sua apertura, che è un'apertura che troviamo al momento sul nostro sito in esclusiva, ed è riporta la notizia di una rissa notturna con sparatoria, con colpi di arma da fuoco in via Belfiore. Non ci sono feriti, ovviamente ne parleremo anche nel corso dei nostri telegiornali. Intanto vi diamo questo aggiornamento che trovate appunto sulle pagine di siciliaweb.it, con il lavoro in redazione nella giornata di oggi di Emanuele Grosso. E poi troviamo anche con altre notizie, come vedete, di spalla sul catanese, ma non solo, così come tutti i servizi in evidenza del nostro telegiornale, le notizie dalla Sicilia, e poi chiaramente, come sempre, anche sul nostro sito tutte le notizie che riguardano il mondo dello sport. Andiamo adesso alle pagine dei quotidiani per vedere le varie prime dei quotidiani regionali, partendo dalla Sicilia. Sulla Sicilia il titolo principale è quello di cui abbiamo già parlato in precedenza nelle cronache nazionali: c'è il via libera dell'Unione Europea, l'Italia porta a casa 14 miliardi. Poi c'è la Festa Azzurra a Roland Garros, 2 parti con foto dedicate allo sport, la Festa Azzurra a Roland Garros con Cobolli e Arnaldi in semifinale, e poi le parole di Ros Pelligra ieri a Torre del Grifo: April Village e lotto per la
B. Queste le parole appunto del presidente del Catania, ci torneremo. Mentre sul giornale di Sicilia l'apertura è completamente diversa e va a raccontare un fatto successo in un ospedale che fa discutere ed è da prima pagina, e così si comporta il giornale di Sicilia con questo titolo: Policlinico, anziano morto, indagato un altro paziente. Gioacchino Perna, 87 anni, trovato con tagli al volto, è deceduto 2 giorni dopo, è accusato dell'aggressione un cinese compagno di stanza che ha disturbi psichici. Disposta l'autopsia, la direzione dell'ospedale parla di massima collaborazione alle indagini. Questo troviamo sul giornale di Sicilia. Diversa apertura anche su Repubblica Palermo, che si concentra invece sulla questione legata ai braccianti dopo le aggressioni subite da qualche bracciante appunto nella zona del Trapanese, e poi sulla questione di Mondello. Andiamo su Repubblica Palermo con il titolo che è Italo-belga, l'audio che spacca la giunta, il dirigente convocato da Schifani con Savarino, ci fu contestata revoca della concessione. E poi i raid nei campi di Marsala ci colpiscono senza un perché, il racconto appunto di Shakur, uno dei braccianti aggrediti, altri 10 casi, oggi il vertice in prefettura che riguarda appunto questa situazione, su cui andiamo subito andando proprio sulle pagine interne di Repubblica Palermo. Il raid nei campi, l'incubo appunto di Shakur: potevano uccidermi, uno dei braccianti colpiti da sconosciuti mentre andava a lavorare, rischiamo tutti la vita ma senza un impiego moriamo lo stesso. Abbiamo visto che queste notizie sono diventate notizie di carattere nazionale, in 2 quotidiani abbiamo visto Avvenire e Giorno che aprono proprio con la questione dei braccianti e di ciò che succede, soprattutto col caporalato. Questa della Sicilia è una storia un po' diversa, ma che chiaramente coinvolge sempre queste persone che devono trovare dei lavori spesso precari con cui andare avanti. Andiamo sulla Gazzetta del Sud, che ha la stessa apertura che abbiamo visto sulla Sicilia, per cui un'apertura di carattere nazionale con i 14 miliardi in più all'Italia, con la deroga al patto di stabilità e le richieste accolte del governo ma per investimenti sulle energie rinnovabili. Sulla Gazzetta del Sud troviamo ancora, anche di spalla, una notizia di carattere internazionale, l'abbiamo già letto, con San Pietroburgo e il Donetsk attaccati da Kiev, e che è l'ira ovviamente del Cremlino in questo caso, con una guerra che prosegue ormai da tantissimi anni. A proposito di guerra, di quella guerra appunto, quella dell'est europeo fra Ucraina e Russia, c'è un'apertura, c'è l'apertura del quotidiano di Sicilia, che va a trattare proprio l'argomento dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea. Non entrerà in Europa fino al 2050, adeguamento ai trattati, un lungo percorso dai criteri di Copenaghen e Maastricht all'unanimità dei Paesi già membri, è un rigido iter dell'Unione Europea che appunto fra tanti anni potrebbe consentire all'Ucraina di entrare appunto fra i paesi dell'Unione Europea. Intanto sarebbe positivo arrivare alla risoluzione di questa guerra che prosegue, ormai lo sappiamo, da più di 4 anni. Vi porto adesso sulla prima pagina del tomo di Catania della Sicilia, perché si parla del femminicidio di Mister Bianco. L'avete visto il servizio anche nel nostro telegiornale, con la fiaccolata, con la comunità sgomenta di questa zona del catanese, di Catania. Che Dio ci perdoni per non aver saputo evitare la tragedia. Sono le parole di Don Roberto Interlandi, che ha chiamato appunto a raccolta familiari, parrocchiani, cittadini e fedeli. Leggiamo nell'articolo di Francesca Alieri Rinella con questo tema legato appunto al perdono a Dio per non aver fatto come singoli e come comunità abbastanza per evitare la tragedia. Ma c'è anche uno
spiraglio di luce in tutto quello che è successo nel dramma di questa famiglia, nel dramma di questa comunità, nell'ennesimo femminicidio da dover raccontare. Quello degli organi di questa donna lo troviamo su Gazzetta del Sud, donati a 5 pazienti, è morta dopo 48 ore di agonia per le ferite procurate dal marito che l'ha colpita alla testa con un martello. L'espianto all'ospedale Garibaldi di Catania, tutte le fasi coordinate dal centro regionale dei trapianti. Questo è quello che troviamo appunto su Gazzetta del Sud. L'altra notizia di cronaca che ha fatto discutere anche tanto e ha fatto indignare anche alcuni politici e amministratori, uno in particolare, è legata a quello che è successo a Taormina, quella macchina impazzita che andava per le strade di Taormina vicino a una discoteca. Caccia aperta troviamo sulla Sicilia al pirata della Movida. Intervenga Meloni, i poliziotti avrebbero in mano il numero di targa, un ferito è stato già dimesso, il sindaco ha scritto alla Premier. Anche di questo avete sentito nel corso del nostro telegiornale. Il tema lo ritroviamo sia sulla Sicilia che sulla Repubblica, con questo virgolettato anche del sindaco di Taormina: è tentato omicidio. Dopo una rissa fuori dalla discoteca, un giovane tenta di investire un gruppo di coetanei e il sindaco appunto parla di tentato omicidio. L'altro argomento è quello legato alla spiaggia di Mondello, un argomento che fa discutere ormai da tantissimo tempo, da quando è stata presa una decisione sull'italo-belga, ma adesso le scaramucce diventano anche di natura politica, perché si parla di un audio, andiamo su Repubblica Palermo, del dirigente che riapre lo strappo Schifani e Fratelli d'Italia. La Vardera pubblica la telefonata con Beringhelli, strigliato per aver firmato la revoca alla italo-belga. Ecco tutti i passaggi, alcuni si notano anche sulla pagina della Sicilia, che parla dello stesso argomento, con Schifani ipocrita su italo-belga e la Vardera che sfodera il VAR audio, questo termine un po' calcistico, anzi assolutamente calcistico, per dare l'idea appunto di una telefonata con un dirigente regionale. La replica: nessuna pressione, l'accusa che dice favorevole in pubblico alla revoca italo-belga, ma nei palazzi spingeva per la conferma, mentre la difesa: mai nessuna interferenza politica su Beringhelli, piena fiducia sull'operato del burocrate. Vedremo come andrà a finire questa storia, e vedremo, perché cambiamo decisamente argomento, andiamo alle pagine che parlano di sport, e vedremo che cosa succederà adesso in casa Catania, perché ieri ha parlato Pelligra, ha fatto capire di un consiglio d'amministrazione importante per capire dove saranno i cambiamenti del Catania nella prossima stagione. Sicuramente ci sarà un nuovo allenatore, sicuramente ci sarà un nuovo direttore sportivo, ma per il resto di cambiamenti non se ne sono visti tantissimi. Bisognerà vedere cosa succederà per esempio per quanto riguarda la squadra e i giocatori. Ma intanto queste sono la pagina della Sicilia, con Pelligra appunto che rilancia: investo ancora una volta per conquistare la Serie B. Grella resta al suo posto, e questo era ormai risaputo. Resta al suo posto anche Zarbano: ho ricominciato a lavorare con tutto l'entusiasmo possibile, dice, restiamo uniti, spero che questo messaggio possa arrivare ai tifosi. Lo storico logo, questo è un altro tema che la tifoseria del Catania sente molto, non smetterò di spendermi fin quando non sarà acquisito anche lo storico logo del Catania. Intanto ieri appunto alcuni rappresentanti della stampa sono entrati per la prima volta a Torre del Grifo dopo tantissimi anni, dopo la chiusura nel 2022, in una data comunque storica, perché il 3 di giugno del 2009 era stata messa la prima pietra proprio di Torre del Grifo, scusate, un pomeriggio all'interno del cantiere. Così rinasce il centro sportivo, l'obiettivo appunto quello di completare i campi in erba e lo spogliatoio per dare la possibilità alla squadra di allenarsi fin dall'inizio della stagione 2026-2027.
Chiudiamo adesso invece con i giornali nazionali che parlano di sport, due i temi fondamentali, il tennis e il mercato del calcio. L'Italia non partecipa ai mondiali, dunque di calcio giocato si parlerà ben poco. E allora su Gazzetta dello Sport questi sono i titoli. Terra Nostra, appunto con Cobolli e Arnaldi che festeggiano l'accesso alle semifinali del Roland Garros, e poi il mercato con il nome che rimbalza un po' da qualche settimana, cioè quello di Palestra che dovrebbe finire all'Inter, mentre Vlahovic lascia la Juventus. Se andiamo sul Corriere dello Sport, siamo lì praticamente con Parigi Casa Italia e la foto di Cobolli e Arnaldi, e poi questo giovane ragazzo Palestra con l'Inter più vicina, ha offerto 42 milioni più bonus l'Inter, la Dea ne vorrebbe, cioè l'Atalanta ne vorrebbe 53. Ci fermiamo con questa lettura delle pagine sportive per la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.